Buonasera e benvenuti qui al Pala BFC per questa nona giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Oggi il basket femminile conegliano incontra Istrana, quindi sarà un derby, due squadre che si conoscono da tanto tempo. Istrana, tra l'altro, nella sua compagine vede anche delle giocatrici ex BFC e quindi non farò altro che chiedere a Fabrizio Terrazza, che è qui in fianco a me, cosa si aspetta oggi da questa partita. Benvenuto Fabri. Ciao Fede, sì, hai detto bene, il cosiddetto derby del radicchio, appunto fra le due trevigiane, ma tra l'altro poi un derby molto sentito, soprattutto perché, come ricordavi, tra le ragazze e le atlete di Istrana ci sono diverse ex del BFC, in particolare Agnese Chiapperini, Alice Ferrari, Ilaria Grigoletto, ci sarebbe anche Aurora Gemin che ha giocato con noi che ha giocato con noi nell'annata 2021, ma che questa sera non è schierata a referto. Quindi un derby come sempre in questi casi che è molto vivo, molto sentito da entrambe le squadre. Istrana neopromossa, ricordiamo, in questo momento nelle parti un po' più basse della classifica, 13esima, gioca sicuramente per cercare di distanziare Montecchio, che in questo momento ha 2 punti in meno, ma ha anche già riposato, mentre Istrana deve ancora fare il turno di riposo. Sì, esattamente, quindi di solito appunto quando ci sono questi scontri tra le squadre che sono nella parte alta della classifica, come in questo momento lo è BFC, le squadre che invece sono invischiate nella lotta per non retrocedere, chiaramente, nonostante i valori tecnici magari del campionato fino adesso abbiano detto che una squadra sembra essere favorita rispetto all'altra, in realtà sappiamo bene che la squadra sfavorita venderà sicuramente cara la pelle e farà di tutto per portare a casa il bottino pieno qui da Conegliano, dove incontra una BFC che è in fiducia, che sta giocando bene, ma che chiaramente è in una dimensione nuova, perché parliamoci chiaro Fabrizio, fino all'anno scorso eravamo noi nella situazione di Istrana e rendavamo la vita difficile a tutte le squadre che venivano qui al Pala BFC, pur essendo loro appunto con molti più punti di noi, e adesso invece la situazione è un pochino diversa, ma sappiamo bene quindi quanto delicata può essere questa partita e quale approccio molto attento e molto scrupoloso deve essere tenuto dalla squadra di Conegliano oggi. Sì, è vero, guarda, queste partite con squadre che hanno questa differenza di punti in classifica sono sempre difficili da interpretare, e poi ti ripeto, il fatto che sia un cosiddetto derby rende le cose ancora più difficili da decodificare, perché l'aspetto emotivo e la carica che ogni giocatrice ci mette in campo è sempre diversa. Quindi mi aspetto veramente una partita apertissima, spero una partita molto interessante, spero una partita corretta, tra l'altro. Quindi sì, ci sono tutte le premesse per vedere ancora una volta del bel basket qui al Pala BFC. Approfittiamo di questi ultimi secondi prima della palla 2 per dire che nel pausa lunga tra secondo e terzo quarto avremo la presentazione del libro di Massimo Prezzavento, un giovane scrittore coneglianese, ex aiutante della BFC, e quindi volentieri gli diamo visibilità. E tra l'altro avremo anche la visita di una delegazione delle mamme a canestro che domani faranno la loro prima trasferta in quel di Gorizia, e quindi anche nelle pause continuate a seguirci. Palla 2. Sì, Perocco e Boccalato, vinciamo la prima palla 2, poi perdiamo subito il possesso della palla e quindi sarà... No, l'ultima a toccare è una giocatrice in nero-verde, quindi rimessa per Conegliano con Marton. Adesso il Grava da fuori campo ci dice secondo me era palla di Strana, ma intanto Boccalato con un fade away, però Perocco lunghissime le sue leve. Sì, Perocco ha difeso bene contro Boccalato, che è temibilissima con quel movimento da quella distanza, ed effettivamente ha reso la vita parecchio difficile a Boccalato. Adesso scarico e tiro da 3 per Istrana, è lungo, non tocca nemmeno il ferro, quindi Istrana ha 6 secondi per chiudere l'azione d'attacco e Perocco si gira molto bene.
ma davvero molto bene, sfruttando bene il piede perno, andando a chiudere poi da sotto, sfruttando ovviamente la sua altezza ma anche tutta la sua esperienza. Sì, la palla che si è insaccata con una dolcezza incredibile, adesso è Marta Maschietto per Serena Marton, di nuovo gioca con Marta Maschietto, la combinazione, nonostante le due atlete giochino insieme praticamente da quando sono nate, non ha sortito un buon effetto, la palla è per Istrana. E nonostante il clinic sul pick and roll tenuto in settimana, vogliamo ricordare, da coach Maurizio Buscaglia, che ha concesso la sua presenza qui mercoledì scorso, tu l'hai anche intervistato, ricordiamo che l'intervista è disponibile su YouTube. Nonostante questo, insomma, il pick and roll giocato tra Martone e Maschietto non era proprio tra i migliori che abbiamo visto qui al Pala BFC, e intanto Istrana va sul 4-0. Ah sì, parte fortissima Istrana, giocandosi molto bene le carte a propria disposizione, mentre BFC sta trovando difficoltà su degli assi che normalmente sono ben collaudati, quindi un po' di fatica per BFC, mentre Istrana è in grande fiducia, tant'è che va anche a prendersi i rimbalzi e a rendere la vita difficilissima. Adesso ad esempio Marta Maschietto, che era riuscita a recuperare palla ma non riesce a gestire un'azione d'attacco per BFC che oggi è presente anche in quel di Napoli. Ci sono Beatrice Fontana e Sofia Lampa che ci stanno seguendo e che ci salutano. Buona gita ragazze. Salutiamo le nostre giocatrici dell'Under 19. E intanto ancora una palla vagante, la rimessa sarà per Istrana, che come avevamo un po' pronosticato è partita con grande intensità. Adesso sbaglia, prende rimbalzo in attacco da sotto Zamuner, scusate, Chiapperini. È un 6-0 che è veramente una bastonata sui denti per BFC, perché Istrana è partita fortissima e molto molto concreta. Anche quando ha sbagliato i tiri si è presa i rimbalzi. Dall'altra parte ci pensa Sara Luna Iuliano a tenere su la barca di BFC con una bomba da 3. Uno step back stile Luka Doncic, che si appoggia dolcemente proprio nella retina dai 3 punti. Adesso si lotta su questo pallone, Marta Maschietto va a mettere le mani sulla palla, sarà un salto a 2, sarà, scusate, una rimessa laterale, possesso di Istrana. Sì, interessante notare come l'azione di Istrana sia stata sporcata a più livelli da BFC, ci ha pensato Sara Luna Iuliano e poi anche le altre giocatrici BFC a rendere la vita difficile a Istrana. Qui Boccalato in contropiede non riesce a concretizzare ed è ancora Istrana che ha la palla. Sì, Rossana Boccalato ci aveva fatto vedere una delle sue armi più letali, cioè l'anticipo e contropiede, conseguente contropiede. È andata poi a sbagliare l'appoggio da sotto. Non sbaglia Istrana, ma dall'altra parte abbiamo subito Amabiglia che spara da 3. Sbaglia di poco. Sì, è solo ferro per Claudia, che aveva trovato un ottimo tiro, quindi era ben posizionata, ha fatto benissimo a prenderlo. Però Conegliano sta trovando un pochino di difficoltà a far girare la palla, perché Istrana sta veramente alzando l'intensità della difesa, ci sta giocando molto bene le palle in attacco. Ci ha messo una pezza Boccalato con questa stoppata su D'Alessi, che si era liberata molto bene su un blocco diagonale. La stoppata di Boccalato è arrivata dopo la fine dei 24 secondi, sì. Fabrizio? Ma allora probabilmente la palla è uscita dopo i 24 secondi, non so se il tiro avrebbe potuto essere considerato anche buono. Comunque ottimo il backdoor per Amabiglia, che poi riapre per Marton, che va a attaccare, va a scontrarsi anche però con il muro della difesa di Istrana, che adesso è in attacco con Zamuner per Perocco, finta il consegnato, poi addirittura spara dai 3 punti Perocco. Ricordiamo figlia d'arte, perché è figlia di Bianca Rossi, una leggenda del basket femminile. Bianca con centinaia di presenze in nazionale, 5 europei, 2 mondiali, olimpionica a Mosca e scudetto con la Pagnossin nell'81.
Ok, molto bene, quindi diciamo, come vi anticipavamo prima, avremo una delegazione delle mamme a canestro qui in console, probabilmente tra il terzo e il quarto quarto. Intanto E a quanto pare avremo anche l'allenatore Paolone Cigala che vorrà fare due parole e ne siamo assolutamente lusingati. E intanto Maschietto fa un piccolo clinic di uso del piede perno, però poi sbaglia da sotto. eh sì, Conegliano è inchiodata a 3, però adesso è Rossana Boccalato che ruba palla, prende il fallo, segna. L'altra volta aveva sbagliato l'appoggio con la mano destra, ha detto vabbè adesso proviamo sull'altro lato, molto meglio, segna e guadagna anche il tiro libero. È andata a farsi a coprirsi dalla difesa avversaria con il canestro in maniera molto intelligente, ma d'altronde Rossana è una giocatrice di un'intelligenza straordinaria e ne approfittiamo per salutare i suoi simpaticissimi genitori, fratelli. Certo. Veramente è Ci stato... hanno confessato Sì. che seguono sempre le nostre dirette. Sì, anche loro si vede che non hanno una gran vita sociale, sono isolati a casa a seguirci, Fabri. Non capiamo questo disagio. No, è stato veramente un piacere Per i averli figli- qui per i al figli Pala si BFC. fa questo ed altro, dai, Esatto. lo sai, Fede, È stato anche un tu. piacere averli qui al Pala BFC Certo, la scorsa assolutamente. settimana. Persone piacevolissime. Sì, e li invitiamo a tornare a trovarci, così come invitiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa a intervenire nella chat. Voi potete inserire qualsiasi commento e qualsiasi tipo di insulto a noi commentatori e anche suggerire quella che secondo voi si prospetta la MVP della partita, perché come ogni gara casalinga il nostro sponsor Buzzo Wine mette a disposizione una magnum di Prosecco di OCG proprio per l'atleta, che può essere un atleta appunto del BFC Conegliano o della squadra ospite, che verrà nominata dal pubblico che ci segue da casa e che ci scrive nei nostri social come l'MVP della partita. Quindi aspettiamo i vostri voti, i vostri suggerimenti, scriveteci e interagite con noi. Tanto è entrata nella partita anche Francesca Zanatta, che vedete nel cuore dell'area coneglianese, maestosa in tutto il suo 1,95 m. Adesso è Zamuner proprio a scaricare Zanatta, ma velocissima Maschietto a recuperare la palla, partita addirittura in contropiede per Amabiglia in transizione che sbaglia, ma è Maschietto a lottare a rimbalzo e mantenere il possesso del pallone, perché l'ultima a toccare è stata Benedetta Bigliato. Fabri, per un attimo lo scontro Maschietto-Zanatta mi ha riportato indietro nel tempo, insomma è sicuramente un tipo di confronto che in passato si è ripetuto più volte, è molto interessante proprio per le caratteristiche di queste atlete. Sì, perché ovviamente Zanatta è molto alta e si fa valere dentro l'area, dall'altra parte Marta Maschietto probabilmente più rapida, ha anche un discreto tiro, un buon tiro dai 4-5 metri e quindi poi diventa una partita a scacchi, ma intanto coach Menincleri decide addirittura di alleggerire il suo quintetto e di mettere in campo anche Sara Colombi, che probabilmente marcherà proprio Zanatta. Sì, era entrata anche Magic Giorgia Zanardo al posto di Serena Marton e quindi sicuramente il coach Menincleri sta facendo girare il quintetto come lui sa fare. BFC è a 6, mentre Strana è a 8 ed è in vantaggio di Strana grazie a un grandissimo approccio mentale a questa partita che nei primi minuti ha veramente fatto la differenza. Sì, infatti probabilmente ha sorpreso un po' le ragazze coneglianesi, che adesso però sembra che abbiano ripreso in mano il bandolo della matassa, e Colombi rompe subito il ghiaccio con un canestro dalla media, ma è stata ottima l'azione offensiva delle bianco-blu, perché hanno girato molto bene la palla. Sì, Giuliano ha scaricato una palla incredibile per Giorgia Zanardo, che non potendo tirare ha scaricato e ha fatto benissimo appunto per Sara K, che ha segnato da 2. Adesso ancora Giuliano in sottomano, leggermente corto, 8-8, palla Strana. Rossetto che quasi perde la palla, poi Zanatta in posta alto
attacco bianco, dice coach Minincleri. Rossetto per Zanatta che come un centro boa nella pallanuoto gestisce la palla con una mano sola ma va a sbagliare. Rimbalzo offensivo per Zagni, poi si lotta e ancora Boccalato a uscire con il pallone e poi ad andare a appoggiare da sotto. Quanto è preziosa il lavoro che sta facendo Boccalato, che sta veramente rendendo la vita difficile alle palleggiatrici avversarie che non riescono appunto a portare avanti la palla, perché ad ogni palleggio viene contestato da Rossana, che poi si lancia anche in contropiede e spesso va a concludere. Quindi ottimo approccio di Rossana nella partita. Saraluna Giuliano prova a ripetersi da 3 punti, la palla però è leggermente lunga e buon contropiede per Istrana che impatta sul 10 pari. Sì, rapidissima in contropiede scusate, era Rossetto. E adesso zona per Istrana, ovviamente con Zanatta nel cuore dell'area, ma è Magic Zanardo a riaprire per Colombi che non riesce a controllare bene la palla, e poi Boccalato che va un po' a forzare ma stava scadendo il tempo. E ancora benissimo in contropiede Istrana, addirittura 3 giocatrici sul cubo del cambio per coach Minincleri. Abbiamo Tramontin, Marton e Maschietto e poi Giuliano che va a prendersi un fallo di esperienza da parte di Zagni. Assolutamente, quindi se Istrana ha sicuramente sorpreso Conegliano per intensità, d'altra parte ha anche 4 falli di squadra in questo momento, appunto a testimonianza dell'elevata intensità che sta utilizzando, e ottimo comunque sempre la regia da parte di Saraluna Giuliano che sta cercando di appunto bypassare questa grande intensità che sta mettendo Istrana in difesa e riesce anche a prendersi dei falli. Sì, lei come al solito gestisce benissimo i ritmi. E adesso abbiamo Magic Zanardo che sbaglia dopo essersi liberata bene, sbaglia un tiro da sotto, ancora contropiede per Istrana, transizione, preferiscono giocare le ragazze di coach Torresan. Adesso è Bigliato che va a attaccare Tramontin che tiene bene in difesa, poi si lotta a rimbalzo, Marton, poi ancora un contatto e Zagni a fare il suo secondo fallo. E adesso con Istrana in bonus, da adesso in poi saranno sempre tiri liberi. C'è un altro cambio, entra il capitano Francesca Marchioni che dà un po' di respiro a Giorgia Zanardo, che è sicuramente entrata con la solita grande intensità in difesa. Peccato per quell'azione d'attacco in cui poteva segnare, ma probabilmente è rimasta anche lei forse un po' troppo sorpresa dal fatto di non essere stata contestata da nessuno. Completamente libera sotto canestro e quindi è andata un po' fuori misura con il tiro. È entrata nella partita anche Angelica Tulù, giocatrice molto rapida, molto difficile da tenere soprattutto in 1 contro 1. Sì, ci ricordiamo anche di lei, per classe 2006, quindi ci ha fatto soffrire in passato. Anche con le under 19 e ancora under 17 prima ci ha sempre creato grossi problemi. Rossetto per Tolù che gioca pick and roll con Bigliato, poi riapre per Rossetto, si cambia su ogni blocco in questa situazione per Conegliano, poi Bigliato che prende un po' il tempo a Sara Colombi che va a fare fallo, ma è comunque un fallo buon speso, Fabri, certo. perché manca 1 minuto e 15, Conegliano era ancora 0 falli e stiamo mettendo la palla su ogni pallone, quindi questo è sicuramente un ottimo atteggiamento da parte di Conegliano. Qui difficile per Marta Maschietto bloccare la giocatrice avversaria, ma ci riesce. Purtroppo però l'apertura della palla era leggermente troppo ottimistica. Si lamenta il pubblico, si accascia a terra Bigliato purtroppo. Non capisco se è un colpo al volto o alla mano. È stato un contatto fortuito ma molto duro. Sì, esatto, quindi adesso magari nella fase di questo infortunio lasciamo un attimo la linea ai nostri sponsor e vi aggiorniamo immediatamente appena abbiamo notizie.
riprendiamo la linea qui al Pala BFC. C'è stato appunto un infortunio piuttosto doloroso per una giocatrice di Istrana, esattamente Fabri doveva essere Benedetta Biliato, Sì. che ora però si è fortunatamente alzata, ha raggiunto la via degli spogliatoi e sicuramente avrà bisogno di accertamenti medici ulteriori. In bocca al lupo da parte nostra per questa atleta di Istrana. Sì, purtroppo un colpo durissimo alla mano, speriamo non ci sia nulla di particolarmente grave. Dall'altra parte Rossetto da 2 punti per il 14-11 a 30 secondi dalla fine del primo quarto. Ancora zona Istrana e Tramontin che può attaccare l'area, riapre per Capitan Marchioni, dai 3 punti, è corto il suo tiro ma è Marton che recupera il pallone e dà l'ultimo possesso del quarto a Conegliano. Dal mezzo angolo Maschietto è lungo il suo tiro, l'ultimo tiro sarà quindi invece per Istrana. Si poteva forse anche spendere un fallo a metà campo, già che mancavano pochi secondi, ma Sì, sarebbe stata forse l'azione più intelligente da parte dei BFC. Chiaramente per noi è facile leggere queste cose, siamo qui appollaiati in regia e in campo è sempre complesso decifrare queste azioni. Istrana è riuscita a entrare in penetrazione. segna il primo Rossetto, per lei 8 punti,4 di media partita in questo campionato e quindi si chiude il quarto sul 15-11 per Istrana. BFC un po' sorpresa dall'intensità probabilmente con cui sono entrate in campo le avversarie. Sì, sono state anche molto precise al tiro le giocatrici avversarie. C'è stato sicuramente una parte iniziale della partita in cui è salita in cattedra Alessia Perocco, ma d'altra parte poi comunque per quanto riguarda Istrana è stata diciamo un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra. Hanno svariati punti distribuiti un po' per tutte le giocatrici che hanno calcato il parquet, mentre dall'altra parte c'è Rossana Boccalato con 5 punti e Sara Luna Giuliano con una bomba, Sara K con un tiro piazzato da 2 e Maia Tramontin con un tiro libero, quindi diciamo che BFC è leggermente in deficit rispetto ai punti che normalmente va ad acquisire ad ogni quarto. Fabri. Sì, è un po' rimasta intrappolata dalla difesa di Istrana, dall'altra parte poi appunto Istrana difende in maniera molto intensa e poi parte molto rapidamente in contropiede e dobbiamo stare attenti a non farci sorprendere perché hanno sempre una giocatrice che è già dall'altra parte e che si fa trovare libera per il lancio lungo per andare a chiudere da sotto. Sì, sta tra l'altro appunto rimettendo in campo il quintetto di partenza, il coach di Istrana. C'è solamente Angelica Tulù adesso che è una novità rispetto al quintetto di partenza e chissà se Istrana proverà di nuovo a alzare l'intensità tanto come l'ha fatto nella prima parte del primo quarto. Inizia subito il secondo quarto con una rimessa per Maia Tramontin. Allora, mentre inizia il secondo quarto, devo comunque, oggi per me è una giornata un po' particolare perché mia nonna Carmen compie 100 anni e quindi le faccio gli auguri, anche se lei in questo momento non ci sta seguendo. Andremo domani a festeggiarla con tutti i parenti, però insomma ci tengo a fare questi auguri per questo secolo. Mia nonna che è stata una figura molto importante per me e saluto a questo punto anche tutti i parenti che ci stanno comunque seguendo da Gorizia, a partire dal cuoco di Gorizia Francesco Coco che ci segue in tutte le nostre dirette, come ben sai. E sull'asse Conegliano Gorizia succedono tante cose, per cui tanti auguri a nonna Carmen, ma anche appunto come dicevamo prima domani ci sarà l'esordio
per le mamme a canestro, che andranno proprio a giocarsi a Gorizia la prima loro partita ufficiale. Quindi un gruppo di mamme mamme di atleti di Vigor e di BFC, che un po' in maniera così in sordina hanno iniziato a fare qualche allenamento insieme. È nato un bel gruppo che viene allenato costantemente anche da una regia, un allenatore diciamo serio, Fabri, coach giusto? Paolone Cigala, che probabilmente avremo anche l'onore di avere qui ai nostri microfoni. Lo aspettiamo qui ai nostri microfoni, quindi diciamo, se già è difficile allenare una squadra di basket femminile, figuriamoci una squadra di mamme, Fabri. Quali trucchi userà Paolone? Avrà dei tappi, avrà degli auricolari Bluetooth che annullano il suono? Paolone è una persona assolutamente equipaggiata per questo tipo di esperienze, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto per quel che riguarda la sua capacità di gestire qualsiasi tipo di stato emotivo. E con questo non vogliamo assolutamente dire che nel basket femminile bisogna gestire stati emotivi particolari, perché nella mia lunga carriera di allenatore di pallacanestro maschile ne ho ben viste. Intanto dall'altra parte un canestro di tabella di Perocco, mi sembra. Sì, allora stavamo parlando di situazioni difficili da gestire e volevo fare i complimenti al capitano Francesca Marchioni, che ha fatto un gran tiro in un momento difficile per Conegliano, ma proprio come Conegliano ha provato a risalire la china, ci ha pensato adesso a Perocco a fare la tripla di tabella, quindi paste subito al primo allenamento di Strana di questa settimana, quindi chiediamo agli amici di Strana di confermare che le paste verranno portate, perché ricordiamo che le triple di tabella vanno dichiarate come a biliardo. E intanto proprio Perocco non abbocca sulla prima finta di Marta Maschietto e si fa ritrovare lì pronta in difesa, infrazione di passi giustamente fischiati a Marta, ma grande mestiere in difesa da parte di Perocco, atleta che ricordiamo ex Ponzano, NPT, e comunque anche lei 37 primavere quest'anno, quindi di pallacanestro ne ha giocata e vista davvero tantissima. Rientra in campo Boccalato al posto di Tramontin che aveva provato ad aprire su Francesca Marchioni, c'era stato un intercetto di Strana che ha portato un fallo laterale a favore di Conegliano. Adesso c'è Claudia Mabiglia che libera Rossana Boccalato, che spara dai 3 punti, è lungo però buonissimo l'intervento di Marta Maschietto, che si prende il rimbalzo, finta del 3 di Rossana Boccalato che tira un po' una sassata sul canestro, diciamolo, però c'era stato un intervento difensivo molto deciso. Dall'altra parte l'intervento difensivo altrettanto deciso di Maschietto viene fischiato giustamente dall'arbitro Giovanni Bastianel, che salutiamo. Sì, Angelica Tulù riesce veramente a fare un'azione importantissima per Istrana, infatti un'azione da 3 punti ha segnato e in più avrà il tiro libero per appunto chiudere questa azione da 3 punti. Intanto salutiamo, Fabri, l'ingresso in campo di Silvia Ostam. E lo salutiamo ovviamente con grande soddisfazione. Sappiamo che Silvia comunque sta ancora, diciamo, recuperando dal grave infortunio che ha avuto ben più di un anno fa, e quindi ci fa sempre piacere vederla in campo, anche se con un'evidente ginocchiera sul ginocchio sinistro. Intanto Toulouse sbaglia il tiro libero, però si lotta a rimbalzo. Boccalato esce con la palla per Amabiglia, che riapre proprio per Boccalato. Ribaltiamo molto bene proprio per Ostan. Taglio su blocco di Maschietto, bellissimo il passaggio di Ostan, che poi Maschietto non trasforma in un canestro. Velocissima Toulouse e rapidissima con le mani Boccalato, che poi sbaglia da sotto. Boccalato che poi di nuovo non riesce a vincere il confronto diretto con Alessia Perocco, che la blocca, però ancora contropiede BFC. Amabiglia da 3. Claudia sentenza Amabiglia, la mette dall'angolo
La prima sua bomba questa sera, speriamo che sia la prima di una serie. Perché ne avevamo veramente, dannatamente bisogno, perché comunque dall'altra parte Istrana sta facendo un ottimo basket e anche con un'ottima intensità. Il Conegliano deve sfortunata Amabilia, gira la palla sul ferro, ci stava questo tiro anche sul primo passaggio, sappiamo benissimo che ce li ha lei questi tiri da 3 punti. Fortissima la pressione difensiva di Boccalato, però D'Alessi bravissima ad andare a giocare in backdoor e poi costretta al fallo Amabilia. Sul cubo del cambio abbiamo Giulia Tronchin. Allora Fabri, approfittiamo per salutare chi ci sta seguendo da casa, come Gianni Boccalato, appunto l'abbiamo salutato prima, tutta la sua meravigliosa famiglia e lo ringraziamo per la vicinanza con BFC. Salutiamo anche chi ci segue dal bar probabilmente si stanno preparando per l'assalto tra il secondo e terzo quarto in cui ricordiamo agli amici che ci seguono da casa di rimanere collegati perché avremo la presentazione di un libro, il libro di Massimo Prezzavento, un giovane artista coneglianese che si è distinto sia come regista di cortometraggi, adesso è il suo primo romanzo. Massimo per noi è anche un amico perché in passato gravitava nell'universo BFC come aiutante, aiuto regista, aiuto fonico e c'è sempre stato di grande supporto e tra l'altro appunto adesso si è trasferito proprio a Roma, quindi non tanto lontano dagli amici della famiglia Boccalato. Tra l'altro Massimo, fratello di una ex giocatrice, Martina, e poi anche la mamma credo che abbia giocato a pallacanestro per un periodo, quindi comunque una famiglia di baschettari. Sì, non lo scopriremo, la mamma doveva essere qui tra noi ma purtroppo ha avuto un contrattempo, ma ci ha portato una copia del romanzo di Massimo che quindi abbiamo qui tra di noi. Fabri, io domenica ho 10 ore di aereo perché andrò negli Stati Uniti, quindi magari potrò leggere il romanzo di Massimo, ma è un romanzo per giovani, allora forse potrei darlo al Grava. C'è da valutare questa cosa. Potresti darlo al Grava e chiedere di fare una relazione. Ah sì, esattamente, anche perché non credo che sia chat GPtabile il romanzo di Massimo. E poi vuoi mettere la relazione del Grava? Esattamente. Il chat di GPT, insomma, non c'è confronto, non c'è paragone. Allora, mentre noi cazzeggiavamo, Istrana fa 1-2, si porta sul 22-16, quindi ancora BFC sotto di 6 e BFC che deve trovare le solite geometrie. Adesso sarà Luna Giuliano che prova a scaricare su Rossana Boccalato, ma la pressione su Rossana è pazzesca, c'erano 2 giocatrici immediatamente a raddoppiare, visto? E ancora gioca molto bene Istrana. Bagar, palla 2, freccia girata per Istrana. Istrana sta mettendo le mani su tutti i palloni, sta andando a negare tutti i passaggi, sta giocando una partita di grande intensità e dobbiamo giocare contro questa intensità se vogliamo vincerla. Non possiamo giocarla certo di fioretto, dobbiamo fare anche dei tagliafuori perché concedendo secondi tiri in questo modo difficilmente riusciamo a venire a capo. 24-16 a 5:44 dalla pausa lunga. Ossan con la palla con coach Minclay che ha fatto entrare anche Giulia Tronchin, sfortunata qui Rossana Boccalato, ancora il ferro si diverte a sputare fuori i tiri buoni di BFC e dall'altra parte c'è Istrana che prova a tirare da 3 punti, qua sarà Luna Giuliano con 3 avversari addosso, gli arbitri si decidono a fischiare il fallo. Allora Sara Luna ha fatto un tutorial di tagliafuori perché stava tagliando fuori un'avversaria molto più alta di lei, l'ha tenuta completamente fuori dall'area, l'ha anche agganciata a un certo punto, come fa notare dal labiale il Grava, lo so, però l'ha fatto molto bene, non si è fatta vedere. Sì, gran mestiere qui per Sara Luna che adesso scarica su Claudia Babiglia. Claudia prova a trovare un buono scarico per Giulia Tronchin che subisce il ritorno delle giocatrici avversarie ma riesce almeno a guadagnare una rimessa laterale in attacco per Conegliano con ancora Sara Luna Giuliano a batterla. Notevole anche il passaggio di Amabilia un po' alla Teodosic. Adesso è proprio Claudia Amabilia a ricevere sotto canestro, subire fallo e andare in lunetta per 2 tiri liberi.
Sono 3 i falli di squadra per Istrana in questo tempo, sono 3 anche per Conegliano che ne aveva fatti solo 2 nella prima parte della partita, 24 Istrana, 16 Conegliano, quindi un -8 che ci sta appunto lasciando un po' in difficoltà. Intanto vediamo entrare proprio al Pala BFC coach Paolone Cigala, che sta già reggendo in una mano uno spritz con l'Aperol, credo. Forse era un Gatorade alla ciliegia, Fabri. Probabilmente. Non gli hanno ancora detto che sarà qui ai nostri microfoni fra 5 minuti. E intanto Perocco va a stoppare Boccalato, che poi va forse a fare anche fallo, si lamenta con l'arbitro Bastianel, ma forse il contatto c'era. Sì, c'era il contatto sicuramente, quindi il fallo di Boccalato è netto. Quello che lamenta Boccalato è appunto che anche il fallo sul suo tiro, magari. Esattamente, sta dicendo che in questo tipo di contatti non ne sta venendo fuori, ma perché le azioni su di lei sono fallose. Gli arbitri comunque ovviamente rimangono della loro opinione e abbiamo Conegliano. Continua a parlare con l'arbitro Rossana, però Giovanni Bastianel, arbitro di grande esperienza, ormai non si fa certo influenzare, come non si fa influenzare Giuliano dall'altezza di Zanatta. Poi scarico su Amabiglia, che ci fa vedere anche un floater davvero apprezzabile, va a tirare sopra le braccia addirittura di Zanatta per il 24-19 a 4:35 dalla fine del secondo quarto. Ferrari con la palla, dentro ovviamente la palla sempre a Zanatta, che però non controlla bene. Buono anche l'intervento difensivo di Giulia Tronchini. Lo voglio sottolineare, Fabri, perché il mismatch in termini di chili e di centimetri è notevole. E Giulia ha veramente mosso le mani molto velocemente. Adesso non sapremo mai se l'ultima a toccare è stata lei o la giocatrice di Istrana, ma sicuramente l'azione difensiva è stata efficace contro una giocatrice che è veramente difficile da tenere. Fabri, Zanatta, Francesca, ce la ricordiamo, ci ha fatto soffrire tanto in passato. Sì, è difficile vedere giocatrici di questa altezza, di queste dimensioni in questo tipo di campionati, quindi può fare assolutamente la differenza. Io credo che lei tra l'altro si trovi anche in difficoltà a essere marcata e a dover marcare poi giocatrici che invece sono molto più piccole e magari molto più rapide di lei. Per assurdo, dovendo fronteggiare lunghe della sua altezza e della sua stazza, magari riuscirebbe anche a giocarsela meglio. Tra l'altro lei, ricordiamo, comunque giocatrice ex NPT, quindi con qualche buona esperienza insomma nel campionato di Serie B e con alcuni minuti anche in A2. Intanto, Fabri, salutiamo anche una piccola delegazione dell'Umana Reyer Venezia che è qui presente con grande piacere. Sì, in realtà abbiamo visto, adesso qui c'è stata una fase di gioco un po' concitata, ma era entrata Francesca Fullin, che è giocatrice BFC, che è andata a giocare quest'anno proprio alla Reyer assieme a Nora Zara, giocatrice di Pieve di Soligo, a sua volta, che è andata a giocare anche lei alla Reyer Venezia, quindi due giovanissimi prospetti che stanno facendo molto bene. Come si muove bene Zanatta, ma sbaglia ancora una volta. Sì, perché Tronchini sta rendendo la vita veramente complicata. Brava Giulia qui per citare Vasco Rossi, sfortunata invece Sara Luna Giuliano, che aveva fatto un ottimo tiro da 3, però purtroppo è ancora a ferro. Conegliano purtroppo imprecisa da 3. Bello il passaggio di Giuliano che attira su di sé la difesa. Scusate, e poi ma la mia autogufata non la vogliamo commentare. Non facciamola passare in secondo piano, Esatto. 24-22 per Istrana, 3-13 dalla fine del secondo quarto, zona per Conegliano. Sì, e tra l'altro ha segnato Doc Ross Boccalato, perché ricordiamoci la nostra neodottoressa
Adesso va anche a lottare a rimbalzo e lei l'ultima a toccare. 3 minuti alla fine, 24-22. Marton sul cubo del cambio. Cambio per Tronkin, che comunque ha fatto bene in questi minuti. Stiamo ricevendo anche dei feedback positivi sulla scelta della musica e quindi noi possiamo sottolineare che l'innesto di Andrea Grava come DJ è stata una scelta assolutamente vincente. Rossetto per Ferrari che va a attaccare l'area, bello il suo arresto e tiro, un po' lungo. Sì, l'avevamo lasciata colpevolmente libera, però siamo stati fortunati, qui siamo stati graziati. Serraluna Giuliano entra in sottomano, in mezzo al traffico, fa un mezzo miracolo, però purtroppo sbaglia. Dall'altra parte Ross Boccalato tira un'inchiodata. Oscura la vallata, Rossana Boccalato poi va a protestare con l'arbitro dicendo che dopo la stoppata, l'ultima a toccare era stata una giocatrice di Istrana, aveva già protestato prima Ross Boccalato e quindi c'è anche il fallo tecnico che purtroppo ci sentiamo di dire che ci stava anche. Non so cosa ne pensi il Grava del tecnico. Il tecnico è corretto. Sì. Meno male, ci dà ragione. Sì. Anche Andrea Grava. Sì, diciamo che non ce ne voglia Ross Boccalato. No, ma attenzione, Ross Boccalato era... No, secondo me aveva ragione tra l'altro a protestare. Sì, aveva ragione. Perché forse l'ultima a toccare era stata una giocatrice di Istrana, però. Purtroppo si era già un attimo scaldata contro gli arbitri, quindi gli arbitri hanno fischiato il tecnico. Adesso chiaramente, come Fabio, come mi insegni tu, esistono anche dei tecnici che servono un po' ad invertire certe dinamiche magari. Dai, diciamo che Boccalato ha speso questo fallo tecnico per girare l'arbitraggio, poi cerca un numero Giuliano, però effettivamente il pallone era un po' alto. Sì. Allora va bene, cioè nel senso, ok, il passaggio fuori misura, però ragazzi tanta roba, ma dai, cosa stava facendo? Cosa stiamo vedendo qui? Esatto, al ParaBFC. Qui è roba da NBA, scusa Fabri. Lasciamelo dire. No, assolutamente. Si cambia sul pick and roll, ma va dentro fortissimo Rossetto, ma va dentro, chiude altrettanto forte Marton, poi lotta durissima a rimbalzo e poi va a stoppare in maniera imperiosa Amabilia, che si sente un po' boccalato in questa situazione. Esatto, però almeno non ha protestato. Meno male. Purtroppo Amabilia nella stoppata ha avuto la sfortuna di toccare con il piede la linea di fondo ed è corretta la decisione arbitrale di concedere questa rimessa a Istrana, che è sul +3 e proverà sicuramente ad allungare. Rossetto con la palla che va a toccare K, che chiude bene e la costringe a una palla persa. Era al limite lo scivolamento difensivo, possiamo dire che ancora una volta il tecnico di Boccalato forse ha un po' aiutato, acquistato qualche credito nei confronti dell'arbitraggio, dai. Anche sì, se comunque dovrà portare le paste anche lei martedì ad allenamento. Perché il tecnico chiama paste? Tutta la vita. Ok, quindi Ross, te tocca. Ross, che stai riguardando la partita, sappi che dovrai portare le paste, o almeno dei tramezzini, dai. Un altro passaggetto di Giuliano, un po', diciamo, se vogliamo fare dei paragoni scomodi, come quando Tony Kukoc è arrivato alla Benetton Treviso. I suoi compagni facevano un po' fatica all'inizio a capire certi passaggi perché li vedeva solo lui. Sì. Di nuovo Perocco in campo. K che fa una finta. Era preparata in allenamento Fabri questa. Diciamo che coach Buscaglia ha fatto vedere, oltre ad alcune letture sul pick and roll, anche questo tipo di finta che l'airone di Scutari ha prontamente sciorinato questa sera. Hai citato l'airone di Spalato e poi sei passato all'airone di Scutari. Allora, intanto il Grava fa ripartire la musica perché c'è un altro time out. E vabbè, con i Guns N' Roses Fabri. No, possiamo dare Roses questi, giusto?
Questi sono i Guns. Possiamo dare la linea ai nostri sponsor. Riprendiamo la linea qui adesso al Pala BFC, manca 1 minuto e 26 alla fine del secondo quarto di questa partita in cui Istrana a sorpresa sta mettendo veramente i bastoni tra le ruote a BFC, ma l'avevamo detto, viene qua per giocarsi tutto Istrana e se lo sta giocando molto bene. Leggermente lungo il tiro di K dal mezzo angolo, avevamo attaccato bene il pressing di Istrana. 1 minuto alla fine del terzo quarto. Tanto Fabri, continuano ad entrare un sacco di giovani al Pala BFC, cosa che ci fa estremamente piacere. E dobbiamo dire che ci fa piacere anche che questo tiro di Perocco sia stato buttato fuori letteralmente dal ferro. Giuliano questa sera non riesce proprio a trovare la misura del canestro, ma non deve neanche interdirsi perché comunque crea talmente tanto gioco che anche se non segna può dominare la partita. Adesso poi è un po' di difficoltà nel fare l'apertura e poi proprio Giuliano guadagnarsi il fallo e 2 tiri liberi. Sì, diciamo che ci si stava mettendo male. Ho sentito un ma alle mie spalle, ma dobbiamo dire che anche questo è un po' il risultato del tecnico che ha preso Boccalato, vogliamo proprio metterla su questo piano qua. Tra l'altro Giuliano che fa un po' di difficoltà a tirare i liberi, Fabri. Sì. Fa fatica ad andare oltre il 60%, diciamolo, quindi è sempre un po' una situazione delicata quando va in lunetta. Sì. È uno dei suoi pochi lati deboli. E neanche la gufata, la controgufata ha avuto successo, però ottimo raddoppio. Velocissima e strana in transizione, poi bene K, sì, sporca il passaggio. Istrana però riesce a mantenere la palla e così può giocarsela fino alla fine. Invece arresto il tiro da 3, la palla esce, grande tagliafuori di Claudia Mabiglia. Devo dirlo. Adesso 4 secondi, sarà l'una per K. Ma che sfortuna. Allora, posso dire azione gestita benissimo, a partire dal tagliafuori, come facevi giustamente notare. Sono anni che mi lamento del tagliafuori non fatto dalle giocatrici coneglianesi, invece cominciamo a vedere veramente dei tagliafuori fatti bene e poi gestito benissimo l'azione d'attacco con un tiro completamente libero di Colombi che viene respinto dal ferro, ma niente da dire. 25-23 alla fine del secondo quarto. Sì, molto bene. Istrana, BFC si sta tenendo a galla, chissà cosa si metterà adesso coach Vincleri per cambiare l'inerzia della partita. Noi ci prendiamo una pausa, ma vi ricordiamo che durante questa pausa ci sarà la presentazione del libro del giovane coneglianese Massimo Prezzavento che facciamo partire proprio ora. Buonasera, eccoci qui nella pausa di questa partita per un piccolo fuori programma culturale. Andiamo oggi a presentare Massimo Prezzavento, un giovane coneglianese che dopo il percorso degli studi si è contraddistinto come regista di cortometraggi vincendo dei premi anche a livello nazionale e adesso è uscito con la sua prima opera letteraria, il romanzo Silhouetti. Massi, che cosa ti ha spinto verso questa avventura letteraria? Ciao Fede, buonasera a tutti i telespettatori e ai tifosi sostenitori del BFC. La motivazione principale che mi ha spinto alla realizzazione di questo romanzo è stata quella di sviluppare ancora di più quello che era un copione che avevo scritto qualche anno fa, sviluppare i personaggi, sviluppare la storia e diciamo di trovare nuovi temi, nuovi
stimoli per arricchire ancora di più quelle che erano le vicende dei protagonisti. Massi, noi ti ricordiamo qui quando da ragazzino venivi a darci una mano alla BFC con il tuo supporto sempre audio, video, ti sei sempre reso utile. Hai fatto il tuo percorso appunto da studente, già interessato alla tecnologia, poi da regista, poi da scrittore, ti sei trasferito da Conegliano a Roma. Che cosa questo romanzo si porta dentro del tuo percorso umano e professionale? Silvetti è un romanzo che parla molto ai giovani, parla con un linguaggio giovane, ma parla soprattutto a ragazzi della mia età, dai 20 ai 30 anni diciamo, no, parla di quanto le preoccupazioni, di quanto le paure, le ansie anche, se possiamo dire, che, dominano, molte volte la nostra giornata, possono diventare reali e influire e diventare concrete, no? E anche influenzare appunto e arrivare a compromettere certi aspetti della nostra vita, certe, nostre azioni. Diciamo che il romanzo, viaggia molto su un'esagerazione di questo aspetto, e quindi va a denunciare questi aspetti psicologici che affliggono giovani, ma anche non, insomma, io penso che tutti ci si possano riconoscere. Un romanzo che parla ai giovani e che parla di te. Beh, questo romanzo ha molto di me, a parte che son state raccontate anche vicende realmente accadute, ma oltre a questo ci sono anche vicende nate da mie sensazioni, mie emozioni, che ho vissuto anche grazie al mio o a causa del mio trasferimento a Roma, trasferimento che io ho sempre voluto sin da quando avevo 14, 15 anni, quindi diciamo che avevo già quell'idea lì. E basta. Diciamo che questo romanzo, riassume la mia persona, però, c'è sempre l'obiettivo di arrivare alle altre persone. C'è ma a parte che se uno fa le cose con anima, con cuore, con emozione, sicuro arriva alle altre persone, quindi è una cosa che va di conseguenza. Molto bene, Massi. Allora, noi non possiamo fare altro che ricordare al pubblico che ci segue da casa, in diretta ed in differita, di acquistare il romanzo Silhouetti di Massimo Prezzavento. Ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo al Pala BFC e da parte tua ti chiediamo di farci anche a noi un in bocca al lupo per la nostra stagione sportiva e di lasciare un messaggio a chi, come te, cerca di parlare ai giovani. Noi lo facciamo con lo sport, cercando appunto di insegnare ai giovani e alle giovani i valori dello sport. Grazie Fede, auguro con piacere a tutti gli allenatori, collaboratori del BFC e chiaramente a tutte le ragazze, le giocatrici, auguro di, raggiungere i propri successi divertendosi, perché così è ancora più bello, e quando verrò a Conegliano sicuro passerò a vedere una partita e vi saluterò tutti e faremo 2 chiacchiere. Grazie mille, buona serata e buona partita.
il nostro grafico. Riprendiamo la linea qui al Pala BFC per questo terzo quarto di questa partita Fabbri, che è la nona di ritorno del campionato di Serie B femminile. C'è un'Istrana che è venuta qui a Conegliano per giocarsi il tutto, per risalire la china dalle zone paludose della bassa classifica e sta rendendo la vita assolutamente complicata a BFC, tant'è che ha dominato il primo quarto ed è avanti ancora adesso sul 25-23. Sì, direi che c'è la classica atmosfera del derby sia in campo che sulle tribune, quindi una partita molto sentita, molto vissuta, e in cui poi i punti in classifica non fanno molto testo, perché entrambe le squadre vogliono portare a casa questa partita che va appunto al di là anche dei punti che possono garantire, che può garantire in classifica. Intanto su una penetrazione di Giorgia Zanardo c'è stata un'ottima chiusura difensiva di Strana, che sorprendentemente però ha anche la palla, perché sembra strano che non l'abbiano toccata, ma ad ogni modo contropiede per Istrana, bloccato da Boccalato. Adesso Istrana ci ragiona su, è sul +2 e ha palla in mano. Sì, Conegliano pressa a tutto campo, vuole comunque giocarsela a viso aperto, come si dice, quindi reagisce all'aggressività di Istrana con altrettanta intensità, altrettanta aggressività. Adesso Giuliano che vuole giocarsela a 2 con Ross Boccalato, riapre per Serena Marton, è corto il suo tiro, parte subito in contropiede con D'Alessi, la squadra di coach Torresan, che gira molto bene la palla e riesce a liberare un ottimo tiro da 3 da parte della numero 0, che era ben posizionata. La palla però esce, intanto c'è un'azione fallosa sicuramente su Ross Boccalato, non fischiata dall'arbitro. Ancora Ross Boccalato sotto canestro, adesso viene fischiato. Sì, si è girata bene, ha fatto vedere molto bene il contatto Ross, e quindi si guadagna 2 tiri liberi. Beh, qui entriamo anche sicuramente in un ambito in cui Rossana sa bene, anche con grande esperienza, come fare a far vedere appunto i contatti che lei lamenta non essere stati fischiati per lunga parte della partita, e quindi è andata un po' in sofferenza per questo. Ora sbaglia il primo libero, ma sappiamo che i liberi non sono la sua specialità. Purtroppo no. E segna il secondo, sempre efficace qui dalla console Federico. Ah sì, adesso ancora pressione tutto campo, però brave le ragazze ad attaccare con dei passaggi, poi non chiudono con un canestro. Rimessa per Conegliano. Bene per noi, ma dovevano essere più ciniche qui e chiudere con 2 punti questa azione. Sono state sfortunate le ragazze di Strana. Adesso una rasoiata di Giuliano che prova a liberare Amabile, la palla è leggermente lunga, idea eccellente, un po' complicato però. No, sai cosa? Forse poi Amabile è stata leggermente trattenuta dalla difesa. Adesso qua ci sono dei contatti che sono un po' al limite. Sfortunata ancora Giuliano. Ci sono al limite della WWE. Fabri. Sì, c'è stata una serata WWE a Bologna, tra l'altro recentemente, però vabbè. Giuliano ancora con un passaggio con la mano che va a tagliare tutta la difesa. È cortissimo il tiro di Claudia Amabiglia, purtroppo, e quindi ancora 25-24, a 7-25 alla fine del terzo quarto. Poi proprio Giuliano a strappare la palla dalle mani di Perocco, poi andare a segnare da sotto appoggiandosi. Si lamenta con l'arbitro Bastianel. Si lamenta perché anche lei lamenta appunto contatti che ci sono stati. Dall'altra parte ottima azione di Strana che libera ancora Perocco, che segna in sottomano. Sono 9 per lei, quindi un ottimo score personale per questa giocatrice, che fino adesso è sicuramente uno dei fattori che stanno andando a dar ragione a Strana, che viene immediatamente però superata da Conegliano. Sì, bene la palla in post basso a Boccalato, costringe la difesa a un raddoppio, poi lei si gira sulle linee di fondo e con una mano sola va a scaricare per Magic
Zanardo che appoggia da sotto. Giuliano adesso prova ad andare a bloccare l'azione d'attacco di Istrana, è il suo secondo fallo personale, sono 6 suoi punti in una partita in cui ha veramente illuminato il gioco con dei passaggi incredibili. Qualcuno di essi non è andato a buon fine, però sicuramente ottimo l'impatto della nostra playmaker in questa partita, come d'altra parte invece si sta sicuramente distinguendo Alessia Perocco con 9 punti di score personale. Pressione ancora sulla rimessa, un contatto di Giuliano che viene fischiato dall'arbitro Bastianal. In un attimo Giuliano fa 2 falli, quindi è a 3. È a 3 falli e questa non è assolutamente una buona notizia per coach Vinicleri, che lascia la giocatrice in campo, però dovrà in qualche modo gestire da qui alla fine della partita questa situazione. Adesso buona la chiusura difensiva di Tramontin, poi rientra da fuori campo Zamuner. Attenzione che addirittura si accusa, si autoaccusa di sportivissima. Alessia Zamuner viene applaudita da noi qui in console, ma anche da tutto il pubblico di casa. Sì, veramente sono cose che magari non capitano così spesso. Tra l'altro una situazione assolutamente punto a punto della partita. 28-27 per Conegliano. E il Grava qua in console agita lo spettro del supplementare. Dall'altra parte Boccalato va un'altra volta a stoppare il tiro di Linda D'Alessi. Sì, allora Istrana sta avendo delle occasioni d'oro per allungare. Fortunata qui Conegliano perché Istrana non le sta sfruttando al 100%, ma continua a essere veramente efficace il gioco di Istrana. Dall'altra parte Serena Martò va a mettersi in proprio e adesso Rossana Boccalato, intercetto, scarico per Martò, palla toccata da Istrana. BFC sul +3 e cambio per coach Davide Torresani. Sì, esce D'Alessi che ha fatto molto bene, rientra Tolù nella partita. Adesso Boccalato contro Rossetto, attacca in 1 contro 1, va subito a contatto, appoggia con la mano destra per +5. Subito palla molto profonda in attacco per Istrana, poi Zanatta, palla canestro, poi non controlla Ferrari. Palla recuperata per Conegliano, può essere un momento chiave della partita. 5-16 dalla fine del terzo quarto, +5. Potrebbe essere molto importante segnare questa azione offensiva. Adesso l'ho chiamata e quindi abbiamo poche chance sicuramente. Quindi tutti pronti a rimbalzo. E infatti viene stoppata prontamente Marton da Grigoletto, ex compagna di squadra sia a livello under 18 che prima squadra. Boccalato addirittura ad attaccare pressing in palleggio a tutto campo, poi va a provare a scaricare per Tramontin che però stava tagliando in area, non si sono capite. Quindi l'azione precedente in realtà siamo stati stoppati da Fabrizio Torazza perché ci hai tirato una buffata clamorosa. Nessuna possibilità di fare canestro in quel possesso lì. Bravissima Maya Tramontin a recuperare la palla, poi a scaricare per Silvia Austin. Boccalato da metà campo rinuncia al tiro, poi attacca al muro della difesa di Istrana ma riesce a guadagnare un fallo. Si resta qui, addirittura canestro valido, dice cosa ne pensa il Grava di questa valutazione? Sta pensando, no, ma è complicata. Lo vedo concentratissimo, no? Poche volte l'ho visto così concentrato. È sicuramente un'azione non è facile, in cui non è facile prendere una decisione. Fabri, vogliamo ricordare quali sono i criteri di base per decidere se non è 2 tiri, dice Grava. Restiamo qui ma non ok. Quindi è rimessa? Sì. Ok, quindi non è canestro valido.
E quindi non può essere canestro valido. Però allora cerchiamo di capire, intanto c'è un consulto tecnico tattico al tavolo. Cosa sta succedendo? Non lo sappiamo. I falli di BFC sono andati a 0 intanto, cosa che non è possibile. stanno tornando indietro perché il canestro appunto non è valido. Esattamente, quindi BFC retrocede a 32, Istrana rimane a 27, i falli di BFC vanno sistemati, ma ci arriveremo. E sarà una rimessa da fondo per BFC gestita da Ostan per Marton. Mancano 12 secondi ovviamente alla fine dell'azione. Post basso per Boccarato, finta Giomo, attenzione, e con Giomo intendo Matteo Giomo, che ricordiamo giocatore molto forte giovanili Benettone, poi nelle minors, dotato di braccia telescopiche, per cui faceva questa finta che ha reso celebre ben prima di Luka Doncic. Invece Fabri, mi è rimasto dall'altra sera un dubbio relativo a qual è la finta Arvedi. La finta Arvedi sinceramente dobbiamo farcela un po' spiegare. Ho visto ovviamente anch'io la ormai storica intervista, diciamolo che con questa sei entrato nella storia del giornalismo, la intervista a coach Buscaglia. E alla tua domanda su qualche informazione su Stefano Arvedi, giocatore, appunto ha parlato delle sue finte incredibili. Io ho avuto il piacere e l'onore, devo dirlo, di giocare una volta sola con Stefano Arvedi in una partita giornalisti del Gazzettino di Treviso contro giornalisti della Tribuna, in cui e voi eravate infiltrati. Noi eravamo chiaramente infiltrati perché no? Stiamo parlando di circa 30 anni fa. Ma intanto è successo, scusate, mentre noi facciamo le nostre digressioni per le quali il pubblico da casa non riusciamo a capire perché ci dia ancora fiducia, ma li ringraziamo della pazienza. C'è stato un tiro fuori di Boccalato e un fallo in attacco di Silvia Ostan, che ha provato a prendere posizione per prendere il rimbalzo, ma chiaramente ha cinturato l'avversario. Vabbè dai, time out in campo, e direi un time out anche per noi qui al Pala BFC. Allora scusate, riprendiamo la linea con un organetto NBA che ha ammazzato il ritornello di You Shoot Me All Night Long, però giustamente il Grava sa che viene multato ogni volta che non fa partire l'organetto. Esegue solo degli ordini. Tanto degli aggiornamenti dagli altri campi. Le Lupe stanno vincendo in casa contro Mirano 39-20. Reyer è sopra di 5 all'inizio del terzo quarto contro Forna Trieste. Montecchio invece sta vincendo di 13 punti all'intervallo contro Muggia 34-21. Però la Reyer ha vita difficile a Trieste, Fabri, in maniera no, in casa, addirittura era in casa a Mestre, però Forna Trieste ha inserito una giocatrice molto forte di cui al momento mi sfugge il nome, e quindi pur essendo nelle parti basse della classifica è diventata una formazione abbastanza pericolosa. Tanto Rossetto che gioca contro Colombi, tiene molto bene in difesa Colombi e va a costringere l'errore Rossetto. Pasticcia un po' Tramontin, poi riesce a recuperare il controllo della palla. Maschietto
che riapre per Ostan, che attacca la linea di fondo, poi addirittura riesce a servire, veramente un passaggio al bacio per Marton, che purtroppo sbaglia da sotto. Stanno sbagliando moltissimo entrambe le squadre, Fabrizio. Non ci ricorderemo questa partita sicuramente per gli spunti tecnici, perché sicuramente entrambe sono state piuttosto fallose dal punto di vista delle imprecisioni al tiro, anche se per BFC sicuramente possiamo anche parlare di un pochino di sfortuna o poca convinzione. Tante volte liberiamo veramente molto bene le giocatrici, ma la palla ci esce di poco, ci viene sputata fuori dal ferro. Comunque sai, è una caratteristica un po' dei derby, questo stato anche un po' emotivo, che è difficile che siano delle belle partite, molto spesso sono partite giocate in chiave nervosa. Ah sì, sicuramente ce la ricorderemo, perché ci stanno mettendo in tanta intensità. Adesso è rimessa per Istrana 27, BFC 32, 1 minuto e 33 alla fine di questo terzo quarto, e rimanete collegati se non altro per non perdervi l'intervista alle mamme a canestro, che verrà tra il terzo e il quarto quarto. Stanno facendo finta di niente, Fabrizio. Si stanno mimetizzando tra il folto pubblico del Pala BFC. Adesso il capitano Marchioni addirittura che cerca di andare a rubare questo pallone per andare a concludere. Comunque un'infrazione di campo, e quindi il possesso è per Conegliano ancora una volta, ma d'altra parte siamo bloccati sul 27-32 e sarà ben difficile che riusciremo a sbloccare il punteggio molto questo complesso. possesso qui. Zona ancora per Istrana, gira la palla Conegliano, mettiamo in posta alto, Maschietto per Amabiglia, 4 secondi alla fine dell'azione, Colombi che scarica per Tramontin, che butta la palla in aria ma non c'era il tempo, quindi Tramontin lamenta anche di essere stata travolta dalle giocatrici di Istrana dopo il tiro, però sicuramente forse qui, ecco, lo scarico di Colombi poteva essere per il capitano, che era libera dai tre punti. È vero. Adesso Tulu dalla media, molto lungo il suo tiro, Finalmente Maschietto. Conegliano fa un buon tagliafuori. Sì. E intanto vediamo le mamme che stanno per raggiungere la nostra postazione, le mamme a canestro. Un fallo di Capitan Marchioni a rimbalzo, 46 secondi e un decimo alla fine del terzo quarto, 27-32, se non altro una partita molto equilibrata, assolutamente aperta. Tanto magari Fabi puoi iniziare a sfilarti il microfono e a tenerlo in mano, con Amabiglia che va a intercettare la palla, è palla 2, però la freccia è ancora verso Istrana. Era girata verso Conegliano, ma tra il secondo e il terzo quarto viene girata d'ufficio, esattamente, quindi giustamente. possesso è per le giocatrici ospiti, che avranno però 36 15 secondi? Sì, no, 15 secondi. per andare al tiro, poi ci sarà un ultimo possesso per Conegliano. Se entrambe riusciamo a le prendere squadre. il rimbalzo, Esatto, ovviamente. Quindi non lo possiamo sapere. Quello che possiamo sapere è che coach Mincleri sta cercando di utilizzare sicuramente Francesca Marchioni per la sua grande esperienza, per il grande impatto sicuramente dal punto di vista della forza e dell'intensità, in questo momento in cui è molto difficile per Conegliano venire fuori con un gioco pulito. Sì, ottimo l'intervento di Tramontin, che ha sporcato questo passaggio, poi bene Maschietto che va addirittura a rubare la palla, poi ancora lei in contropiede, però perde il possesso della palla, un po' di contatti non fischiati su Perocco e si lamenta il pubblico ospite. Perocco aveva invece portato via la palla in maniera molto pulita a Maschietto. Sì. Amabiglia adesso fa un fallo Tattico, perché non era ancora in bonus Conegliano, quindi ha voluto fermare l'azione a 7 secondi dalla fine. Primo fallo per lei, quindi fallo assolutamente intelligente. Ultimi 7 secondi di questo quarto per Istrana per andare al tiro. Perocco non tira da 3, serve Zanatta, spalla canestro marcata da Amabiglia, e Zanatta sbaglia anche questo tiro. Si conclude quindi
il terzo quarto sul 33-27 e quindi andiamo subito all'intervista con le mamme a canestro. Allora Fabri, magari fai avanzare un attimo le mamme e il loro coach. Prego. Lo spazio in cabina di regia non è molto elevato, ma noi ci stringiamo assieme alle mamme a canestro perché domani c'è un'occasione speciale. Quindi in quel di Gorizia non c'è solo il compleanno centenario di tua nonna, ma c'è anche una squadra di mamme a canestro che va a giocare. E quindi chiediamo ad Anna di raccontarci com'è nata l'avventura di mamme a canestro. E com'è nata? È nata per gioco, come tante cose, è nata dal desiderio di molte mamme di ovviamente ragazzi, ragazze che hanno figli che giocano a basket. Desiderio un po' di emulare i figli, un po' di divertirsi, un po' di giocare, di passare del tempo insieme così ad allenarsi. La maggior parte, non avendo mai giocato a basket, hanno avuto la possibilità di trovarsi, di allenarsi insieme e così abbiamo iniziato un po' semplicemente giocando, divertendoci, abbiamo fatto gruppo, abbiamo così continuato e sempre di più ci siamo trovate. Questo è il secondo anno che ci troviamo, che ci alleniamo con un fantastico allenatore, Paolo, che è qua con noi. Che non è una mamma. Tra l'altro, se posso aggiungere, credo un'altra idea nata da quel vulcano di Max Trabucco, che salutiamo e ringraziamo. Esattamente, idea di Max, esattamente. E allora adesso chiediamo a Denise di lanciarci la presentazione della partita di domani. Cosa vi aspetta domani? Domani ci aspetta una partita appunto con questa altra squadra amatoriale, il basket femminile a Gorizia, quindi diciamo che la storia secondo me è la cosa più interessante. Tutto è nato da una condivisione di una foto sulla pagina Facebook che ha attirato l'attenzione appunto di questa squadra e quindi 2 mesi dopo ci ritroviamo a scontrarci l'andata a Gorizia e poi le aspettiamo per il ritorno a Conegliano. Benissimo. Quindi diamo appuntamento a tutti i tifosi, intanto domani alle 12.30 a palestra Stella Mattutina di Gorizia per seguire le mamme a canestro. Assolutamente, e adesso chiudiamo con coach Paolone. Raccontaci qual è il segreto per convivere con queste mamme a canestro. Che cosa fai per sopportarle, coach? Ma è semplicissimo, io sono già allenato in quanto io ho fatto l'insegnante per 40 anni, ho insegnato in una scuola media, di conseguenza in un mondo assolutamente al femminile, di conseguenza avere a che fare per 40 anni con un mondo femminile mi ha insegnato tantissimo, di conseguenza a parte gli scherzi questo riesce a darmi quella capacità per sapermi relazionare col mondo femminile che conosco molto bene. Ecco. Benissimo Paolo, allora complimenti tantissimi per questa grande avventura, facciamo il tifo per voi domani e poi ci spiegherete quando la squadra di Gorizia verrà qui in casa, che magari proviamo a inventarci qualcosa e verremo sicuramente a fare il tifo e a seguirvi. Complimenti e grazie ancora. Grazie. E tutta la nostra solidarietà a coach Cigala, ovviamente. Sì, assolutamente, siamo con te coach. Grazie. Allora, nel frattempo qui il punteggio è ancora sul 32-27 per Conegliano. Salutiamo anche Marina Apparigliato che appunto lancia un commento sulle mamme a canestro. Quindi l'acronimo è MAC, quindi è Max che si è emendato tutto, Fabri. Vedi che tutto torna. Salutiamo coach Trabucco. Salutiamo Sonia Trabucco e salutiamo anche tutta la prole Trabucco. Certo. Ti aspettiamo comunque qui in palestra, sappiamo che ci sta seguendo, ma vogliamo qua il palla BFC e intanto Colombi, quasi una palla rubata. Questo 27-32 che sembra ormai inciso sul tabellone del palla BFC dove non si sblocca. Esattamente, veramente la parola sbloccarsi è una parola chiave perché sembra di essere come il cavallo di Atreyu nella storia infinita. Siamo nel fango, il coach sta provando con la briglia a tirarci fuori, però stiamo scivolando in questo fanghetto. Vabbè, vediamo come ne veniamo fuori adesso con Amabiglia per Marchioni di nuovo fuori per Amabiglia per K da 3.
è corto il suo tiro, Istrana insiste un po' con la zona, noi non riusciamo a trovare continuità nel tiro da fuori purtroppo, e ancora una volta 32-27, va in attacco Istrana con Toulouse, velocissima, va a attaccare l'area, forse un fallo, Penso di sì. Sono diciamolo. un po' sorpreso dall'assenza di un fischio in questo caso, era piuttosto evidente un fallo ai danni della giocatrice di Istrana. La palla per BFC adesso che si gioca la rimessa e va con Amabiglia a impostare il gioco con Marchioni. Intanto- Amabiglia che con qualche che non riesce a controllare, contropiede per Istrana. Ottima la chiusura difensiva di questo contropiede di Toulouse da parte di Marchioni, ma poi il rimbalzo in attacco e canestro da sotto di Rossetto per il 29-32. Si avvicina anche Forna Trieste, la Reyer Venezia 41-42 al Gritti a Mestre. Ancora Istrana da 3 adesso. È proprio Toulouse. Ed è 32 pari. Tutto da rifare, come si diceva una volta. Da 3 punti è corto il tiro di Amabiglia, si lotta a rimbalzo, l'ultima a toccare è Grigoletto, sarà rimessa per Conegliano, ma sul cubo del cambio abbiamo Marton e Giuliano che entrano per Colombi e Capitan Marchioni. 7-0-5 alla fine della partita, parità sul 32-32. Si penso la partita con il più basso punteggio che abbiamo visto qui a Conegliano da quest'anno. Adesso ci prova Boccalato, la palla gira, esce, si lotta a rimbalzo, sarà una contesa. Sì, vabbè, ma è incredibile qui la sfortuna di Ross Boccalato. Sul Sì. rimbalzo però, come un treno, ci ha provato Serena a prendere palla, non è riuscita. Adesso è ancora un buon gioco da parte di Istrana che trova un buon tiro sbagliando, va a prendersi però 2 volte il proprio rimbalzo. Alla fine è Conegliano che ne esce finalmente con Boccalato. Sì, stiamo giocando un po' con sufficienza forse nella transizione difensiva, le avversarie sono molto rapide ad andare in attacco e poi dobbiamo fare il tagliafuori, l'abbiamo fatto molto bene per larghi tratti della partita, ma dobbiamo farlo con continuità, perché anche in questo caso Perocco ha tirato, ha sbagliato, è andata a prendersi il proprio rimbalzo, poi ha sbagliato da sotto, però è stata un po' più lei che ha sbagliato rispetto poi all'intervento difensivo che puoi fare quando una giocatrice di 1,90 m riesce a prendere il proprio rimbalzo sotto canestro. Giuliano adesso per Marton, che anche lì si chiude molto bene la difesa di Istrana, forzato da parte di Ross Boccalato, ma appoggia al tabellone e la mette. Adesso poi si lotta sotto canestro, ovviamente ne esce col pallone Giorgia Zanardo. Sì, perché Giorgia Zanardo non molla mai neanche un millimetro. Adesso è sfortunata qui Claudia Amabiglia. Il passaggio di Martone era una buona idea, si era liberata bene, aveva attaccato il canestro, poi aveva scaricato per Amabiglia, però il passaggio era troppo lento. Le mani delle difenditrici di Istrana. Poi però dall'altra parte non possiamo permettere che vadano a tirare da sotto con questa facilità. Assolutamente, siamo veramente un po' molli nel ritorno in difesa, ci stiamo salvando con qualche azione dei singoli, però globalmente dobbiamo rivedere un po' l'atteggiamento, anche perché comunque riesce a prendere sempre anche tanti rimbalzi Istrana, a giocarsi seconde e terze palle, quindi Conegliano è veramente in difficoltà, o come dice il nostro amico Gaetano Giuliano, un'agonia. Sì, purtroppo non riusciamo a interpretare questa partita correttamente, le nostre avversarie stanno andando a rimbalzo su tutti i tiri, stanno correndo in contropiede su tutti i possessi e quindi sono ancora assolutamente in partita. 34 pari Poco meno di Istrana. 6 minuti dalla fine del quarto quarto.
Adesso abbassa il quintetto coach Torresan. 34 pari, 5,55 alla fine di una partita complicatissima, veramente una partita a scacchi. E di esperienza ancora una volta Giuliano sull'anticipo difensivo di Tolù va a guadagnarsi un fallo. Secondo fallo per Angelica Tolù. Zanardo la rimessa per Giuliano. Adesso uomo per Istrana. Zanardo dentro l'area, va a subire un contatto durissimo, non fischiato, come non sono stati fischiati però tanti altri contatti anche nella nostra area. Però bravissima Rossetto ad andare a incrociare e a segnare da sotto per il 36-34. Coach Menincleri vuole parlarci sopra. È un time out in campo e sarà un time out anche per noi. Allora riprendiamo la linea qui al Palla BFC in questa partita complicatissima per Conegliano. Conegliano 34, Istrana 36, mancano 5 minuti e 24, non alla fine del primo tempo, ma alla fine della partita. Sì, punteggio bassissimo, anche in questo caso non riusciamo a controllare il pallone, quindi perdiamo questo possesso. Questo finale è sicuramente difficile da leggere, perché Istrana è conscia di poter fare il colpaccio qui a Conegliano. Sarebbero 2 punti fondamentali per la squadra ospite, come sono 2 punti fondamentali per le ragazze di casa per riuscire a stare aggrappate comunque ai primi 2 posti della classifica, che ricordiamo danno l'accesso ai playoff con le squadre dell'altro girone per andare a giocarsi la promozione in A2. Ricordiamo che la classifica vede Marghera a 32 e poi Reia Venezia, Conegliano e Cusignacco a 30. Conegliano ha gli scontri diretti a sfavore contro Marghera, quindi deve arrivare sopra, diciamo, per arrivare seconda, come se avesse 4 punti di svantaggio. Dall'altra parte Zamuner dai 3 punti, si lotta ancora a rimbalzo, viene fischiato un fallo, il fallo è di Rossetto, che si accusa e si scusa anche molto sportivamente. Molto sportivamente, assolutamente. Il fallo era piuttosto evidente, ma non è poi così scontato che una giocatrice si autoaccusi. Ancora zona, muove bene la palla Conegliano, Zanardo per Boccalato, 10 secondi alla fine dell'azione, è una biglia che può attaccare, c'è un contatto, viene fischiato. Restiamo qui, è in bonus Istrana, quindi saranno 2 tiri liberi. Di esperienza Mabiglia è andata a guadagnarsi un passaggio in lunetta e rientra nella partita Colombe. Dentro segna il primo. Mamma mia, 2 per Claudia, stiamo soffrendo in un tantissimo. momento davvero difficile. Dall'altra parte Alice Ferrari, freddissima, con la classica vendetta dell'ex. Ricordiamo Alice
tanti anni qui al BFC, nonostante la sua giovane età. D'altra parte Amabiglia, sbaglia da 3, ma Boccalato guadagna, rimbalza l'attacco, appoggia al canestro, segna e guadagna anche un tiro libero. Decisivo questo rimbalzo in attacco di Boccalato. Mamma mia, ragazzi, stiamo soffrendo veramente tantissimo. Sì. Forse dovevamo accettarlo quello spritz tra il secondo e il terzo quarto. Probabilmente sì. È lungo il tiro di Rossana, ma Colombia rimbalza in attacco, un pallone che vale oro, non tira, preso dalla Giuliano spazzatura. attacca Serena Marton e di pura voglia va a segnare un canestro con l'aiuto del ferro, con l'aiuto del tabellone, con l'aiuto di tutto il pubblico di casa che tifava per lei. Sfortunata dall'altra parte da Alessi. Sì, sfortunatissima veramente. Aveva fatto tutto molto bene da Alessi. Era completamente libera Amabiglia, un attimo lento il ribaltamento, poi intercetta per Rocco. Amabiglia a fare fallo su Rossetto. Sì, Amabiglia spende il fallo ancora in maniera molto molto intelligente, perché ferma l'azione avversaria senza mandare gli avversari in lunetta, tra l'altro lunetta dalla quale l'Istrana sappiamo essere precisissima. Adesso legge la situazione, cambia in difesa Conegliano su quel blocco cieco e poi addirittura Marton va a recuperare il pallone, riapre per Giuliano che guarda canestro, rinuncia al tiro, poi attacca sull'altro lato rispetto al blocco, va a tirare in faccia per Rocco, è sfortunata anche in questo caso Giuliano. Rischia qui Strana di rimanere vittima della bara del playmaker, ma poi invece ne viene fuori molto bene, ma molto bene anche Boccalato, che riesce a fermare con una stoppata questo sottomano di Strana la partita, pur essendo veramente Strana oggi. Ha avuto un'impennata di intensità in questi ultimi secondi, 2 minuti e 50, che è un'eternità. Lotta ovviamente sempre come un leone Marton su ogni pallone e facciamo anche, delle rime. Vabbè. E su questa rima vi ricordiamo che potete votare la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata a fine gara con una bottiglia di Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. Intanto Boccalato a recuperare un pallone, poi non controlla bene Colombi, sbaglia ma recupera il possesso Marton. Esatto, quanta cazzimma per Marton. Sì. Veramente non molla mai Serena. E poi Boccalato che va a sbagliare ancora, si lotta a rimbalzo, ne esce Rossetto, recupera Giuliano però con un piede, poi esce dal campo, poi fa un'infrazione e poi l'arbitro Bastianelli dice ok, fermiamoci qui, rimessa per Istrana. E la palla si era proprio fermata sulla linea e quindi ancora una volta il fischio dell'arbitro è perfetto, riesce a decretare una rimessa laterale a favore di Istrana, che adesso ha 14 secondi per chiudere questa azione d'attacco. Ne mancano 2 minuti e 16 alla fine di una partita complicatissima, difficilissima. Zanardo in campo per questo defensive team di coach Minincleri, ma troppo libera su questo taglio Rossetto, poi Boccalato con un piede. Boccalato con un piede, quindi 6 secondi ritornano ad essere 14. Istrana ha palla in mano. Perocco con la palla. Sì. Tra l'altro diciamo dobbiamo... Probabilmente fallo di Giuliano, sì, quindi non fischiato, che poi parte in contropiede, va a subire un contatto che fa vedere molto bene di Rossetto. Saranno 2 tiri liberi per Giuliano. Allora Fabri, c'è stato anche un cambio non in campo ma nelle tribune, è il momento di Donatella out, quindi salutiamo, questa è la nostra nuova rubrica. Salutiamo Donatella che domani ci seguirà mentre stira, quindi Donatella questo saluto è per te che sei la nostra fedele ascoltatrice. Da questo momento ogni partita, quando manca 2 alla fine, il momento è Donatella out. Sono minuti che non vedrai dal vivo ma che ti rivedrai sicuramente domani. E poi intanto Giuliano
Ma sì. Sbaglia il primo tiro libero, assolutamente lungo. Concentrati a rimbalzo adesso, perché purtroppo lo sbaglieremo. Sbaglia in effetti anche il secondo, siamo non concentrati a funzionano rimbalzo, più neanche ma le gufate. ne esce Oggi è strano. proprio una partita troppo particolare. Triplicata addirittura Tolu ed è costretta a un'infrazione di passi. C'era qualche contatto, diciamolo, era proprio qua sotto la nostra postazione. Diciamo che sembrava... Sì, vabbè, allora... Sì, Un metro e c'era questo. qualche contatto. È probabilmente un leitmotiv di questa partita. Anche qua c'era qualche contatto, infatti viene fischiato. Sì, E il diciamo che... pubblico di Strana probabilmente si arrabbierà, perché in effetti... Ah sì, allora... Contestualizziamo. Mi piace questa parola che così l'ho tirata fuori come un coniglio dal cilindro. È tutta la partita che sta succedendo questo, quindi in questo momento sicuramente la cosa ha giovato a Conegliano. E Serena Marton segna il primo, chissà se segnerà anche il secondo. È freddissima Serena in un momento decisivo della partita, 1:38 dalla fine per il 42-38. Partita a punteggio bassissimo qui a Conegliano. Siamo credo circa 20 punti sotto la nostra media abituale. Adesso un tiro molto lungo da parte di Zagni. Zanardo che gioca anche un po' col cronometro a questo punto e fa bene. Ma adesso Conegliano deve giocare col cronometro perché 4 punti di vantaggio e dobbiamo gestire assolutamente molto bene. Adesso mismatch cercato in maniera molto intelligente, però oggi è veramente pazzesco, Fabri, stanno uscendo tiri, ma non solo a Conegliano, anche a Istrana, cose che normalmente vanno dentro, stanno uscendo. Ma sai che a me sembrava che l'ultima a toccare potesse essere Boccalato, Però essere stata ha Boccalato pestato e la poi, linea. e poi Perocco Strana. ha cercato di recuperare. Sentiamo il Grava, cosa dice il Grava? Sentiamo il Grava. L'ultima parola al Grava, che è un po' la Cassazione, diciamo. Secondo me lei ha salvato da dentro il campo e era valido. Ok, quindi secondo il Grava il fischio dell'arbitro è stato a favore di Conegliano ed a sfavore di Strana. L'ha visto con la coda dell'occhio il Grava perché stava giocando a Ricordiamo Candy che il Crush. Grava sta cercando di salvare il suo posto di lavoro, quindi misura come veramente un orafo ogni microgrammo dei suoi commenti. E a questo punto lo possiamo dire, stiamo cercando comunque un disc jockey alla fine. Stiamo cercando un DJ perché non ci sentiamo di confermarlo in questo ruolo dopo che... Allora, no, ma in realtà la scelta delle canzoni è stata vincente. È stata assolutamente ottimale, È però questa transizione tra canzone e organetto che dobbiamo lavorarci, ma anche qua l'ha fatta molto bene perché è andato in dissolvenza. Un classico finale dei rock anni 80-90 era la dissolvenza. 42 BFC, 38 Istrana. Noi stiamo parlando di tante cose, ma non per cambiare discorso apposta, ma proprio perché ci sta facendo soffrire tantissimo questa partita e cerchiamo quindi di arrivare alla fine sani e salvi. Un po' come quando alle superiori ti interrogavano e tu divagavi. tanto sbaglia ancora Giuliano, lotta ancora a rimbalzo Boccalato, l'ultima a toccare è proprio lei, rimessa per Istrana che a 48 secondi e 7 sul 42-38 può ancora giocarsi questa partita. Allunga la difesa su tutto il campo coach Vincleri, blocco abbastanza duro di Ferrari su Amabiglia che si lamenta, attacco 3 per Zamuner, gioca 2 con Perocco, poi Ferrari, attenzione all'ex, scarica per Zamuner, è lunghissimo il suo tiro, rimbalzo di Boccalato. Possiamo giocare, palla Giuliano giustamente, che adesso se la metterà in tasca, no, riapre per Amabiglia, io la darei ancora a Giuliano, attenzione alla chiusura difensiva di Perocco, poi c'era un po' di infrazioni qua davanti, contatto su Marton, 2 tiri liberi per Serena, mancano 5 secondi e 8. Fabri, non hai tirato fuori il tuo classico termine tonnara. Spiegamelo, perché no? Ve l'ho risparmiato, so che sono un po' ripetitivo, ma vedo il coach Massimo Giordano
che va via, sì, va via e perché quindi è preoccupato dell'ingorgo stradale. sta raggiungendo Donatella o sta andando a cena? Esatto, anzi potremmo anche lanciare una sfida, Fabri, una nuova challenge. Dov'è Donatella? Donatella dov'è? Allora, Chi ci darà notizie se di ce lo scrivete, Donatella? se lo scrivete sulla chat, Avrete- il vincitore si porterà a casa una maglietta BFC e un buono spritz. Quindi avete pochi secondi per rispondere Pochissimi al secondi. quiz. Dove sarà nascosta adesso Donatella? Sarà fuori? Sarà in bagno? Sarà in macchina? Ci Starà sono già varie- stirando? Ci sono varie opzioni. Naturalmente Ennio non può rispondere perché lui è informato. E il Grava con un sorriso un po' briccone ci dice che ha dimenticato l'organetto e l'ha fatto sicuramente apposta perché lo conosciamo e lo No, sappiamo. ma anche perché c'era Black is Black degli SDC. C'è stato fissato un tecnico, fallo tecnico, sì, al coach avversario. Coach Amabile. Davide Torresan è arrivato più o meno fino in lunetta a protestare. Ah, sì. Claudia Amabiglia porta la distanza tra le due squadre a 6 punti. E Serena Marton chiude il discorso. Vabbè, abbiamo sbagliato tutti i tiri del mondo per tutta la partita. Abbiamo messo gli ultimi 3 liberi che decretano quindi il fatto che si può buttare la pasta. Sì, mamma butta la pasta, però- mamma però metti c'è- il caffè sulla stufa. Esatto, c'è un time out che permette al Grava di sciorinarci un'altra canzone rock anni 80-90. E sono i Twister Sister. Beh, questa è solo, mi trovi è davvero solo per impreparato. intenditori, Fabri. Ah, sì. Intanto Montecchio dilaga su Muggia sul 37-26 nel terzo quarto. Umana Reyer alla fine del terzo quarto 48-43 su Forna Trieste e le Lupe di San Martino hanno vinto in casa contro Mirano 62-41, terminata la partita. Scusate, Montecchio 38-37 su Muggia, partita apertissima in realtà. Apertissima, assolutamente. Così come aperta la partita a Mestre tra Reyer e Forna Trieste. Ultimi 4 secondi, Istrana decide di lasciar finire la partita in questo modo sul 38-45. Allora io credo che le prime parole debbano essere per la squadra ospite che ha Sì. giocato fino alla fine. Esattamente, fammele un'ottima spendere, partita. Fabri, perché hanno fatto un'ottima partita e se da un certo punto di vista sicuramente BFC è stata penalizzata con tanta sfortuna nei tiri, anche Istrana è stata veramente sfortunata nelle conclusioni, ha esercitato una grandissima pressione che ha messo in difficoltà BFC, per cui noi non possiamo che fare il più grande in bocca al lupo ad Istrana per il proseguo del campionato, perché se continuano a fare tutto questo con questa grande intensità sicuramente possono rialzarsi dalla posizione di classifica che adesso È rivestono. un po' complicata, però insomma mancano ancora comunque 6 partite alla fine del campionato, quindi facciamo i migliori auguri. Dall'altra parte BFC appunto non ha secondo me capito subito l'intensità che doveva mettere in questa partita, ha subito in attacco l'aggressività difensiva delle ragazze di coach Torresan, mentre la transizione difensiva delle giocatrici di casa non è stata così efficace, quindi diversi contropiedi, diverse transizioni che ci hanno messo seriamente in difficoltà. Adesso una piccola pausa e poi ci troviamo per la premiazione del MVP, della miglior giocatrice della partita, che riceverà in dono una bottiglia di Prosecco Magnum DOC della ditta Bazzo Wine.
Eccoci qui alla fine di questa partita con l'MVP Buzz Wine, che oggi è la dottoressa Rossana Boccalato. Ross, oggi è stata una partita veramente complicata e questo fa parte del mondo dello sport. Dici che cosa vi siete dette in spogliatoio? Allora, noi siamo arrivate qua con l'idea, già sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, è il derby trevigiano, quindi sapevamo che era sentito. Loro 2 punti sono fondamentali per avere lo scontro diretto a favore durante la salvezza e noi ormai ogni partita è fondamentale per cercare di arrivare più in alto. E la partita non si è messa come speravamo e Angelo è entrato in spogliatoio, ci ha detto di metterci grinta, perché se continuavamo così non la portavamo a casa, e anche se sottotono abbiamo dato il massimo e alla fine, anche se è una partita brutta, però l'abbiamo vinta e questo era importante. Assolutamente fondamentale portare a casa questi 2 punti, col tuo contributo di 15 punti, insomma importante, perché una partita col punteggio così basso ne hai segnati veramente tanti, però oggi tanta fatica, ma anche tanti tiri giravano attorno al ferro e uscivano. Sì, è vero, ci stanno le partite dove la palla non entra, il canestro non è dalla nostra parte, l'importante è non arrendersi e prendere più rimbalzi possibile per provare ad alzare i numeri di tiri e avere grinta, sempre. Esatto, grinta sempre. Rossana, ci vediamo alla prossima occasione. A noi non piace ricordare al pubblico che ti sei laureata la scorsa settimana. Io non ti canto la canzone dottore, perché sono stonato, però lo vogliamo mandare comunque un saluto a casa. Abbiamo conosciuto la scorsa settimana la tua famiglia, è stato veramente un bel incontro qui al BFC. Grazie, no, anche loro sono contentissimi che mi trovo in questo ambiente e niente, veramente è una società fantastica. Grazie Rossana, Grazie allo sponsor Buzz Wine, alla prossima. Bene, sulla premiazione di Ross Boccalato con la Magnum di Prosecco DOCG della ditta Buzz Wine come miglior giocatrice di questo incontro, vi diamo appuntamento sicuramente a domani a Gorizia, palestra Stella Mattutina, ore 12:30 per l'incontro delle mamme di basket, e poi per la prossima settimana a Mirano, domenica 30 marzo 25 alle 18:30, BFC giocherà in trasferta a Mirano, e poi il solito appuntamento tra 2 settimane, BFC contro Forno Trieste, 5 aprile ore 18:45, sempre qui con noi a tifare BFC. Grazie a tutti e buona serata.